Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, e buon lunedì, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1200, ebbene sì, di oggi, lunedì 25 maggio dell'anno 2026. Per i più devoti oggi è il compleanno di Padre Pio, felice 139esimo compleanno. E allora cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia sì, da subito, oppure 029294 7222 quando ve lo dirò io. Il brano con cui abbiamo cominciato era Betty Davis Eyes del 1981 di Kim Carnes. E adesso, implacabile come sempre, prima Pierluigi Magnaschi e poi avremo il nostro ospite del Qui Parlamento di stasera, il senatore Marco Dreosto. Vai pure, Natalia. La visita ufficiale in Italia del premier indiano Modi è stato un grande successo del governo Meloni e della nostra diplomazia, che si sta muovendo fra le macerie del vecchio rapporto con gli USA. La visita di Modi è stata importante e a un primo momento non prevista nel tour di Modi
in Nord Europa, ed è stata, dicevo, una visita importante perché in un mondo che si appresta ad essere spartito fra Stati Uniti e Cina sono opportune relazioni diversificate. L'India è oggi la nazione più popolata del mondo. È, al contrario della Cina, una vera democrazia. Dispone di industrie molto avanzate e può fare affidamento su ricercatori di primo piano nel settore dell'high-tech e della microelettronica. L'India inoltre propone, in alternativa alla via della seta cinese, che peraltro si è bloccata, una via del cotone che va da est ad ovest, ma partendo dall'India attraversa il Medio Oriente per poi sfociare nel Mediterraneo, cioè nel nostro mare, all'altezza del porto israeliano di Haifa. Nuova Delhi quindi è diventato un nostro alleato naturale e nelle sue braccia, bisogna sottolinearlo, ci ha spinto Trump. Qui Parlamento. E io voglio dare il bentornato al senatore Marco Dreosto. Buonasera, senatore. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Si figuri, è sempre il benvenuto. Senatore, allora, questa visita Modi-Meloni, al di là del meme che hanno fatto con la scatola lì di cioccolatini Melodi, ma mi pare che sia andata bene. Ecco, abbiamo appena ascoltato Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, dicendo che abbiamo trovato un nuovo forte alleato e che tra le braccia dell'India ci ha spinto niente meno che Donald Trump. Lei come l'ha vista questa visita? Ma allora, guarda, intanto una premessa, perché io sto seguendo quelle che sono le relazioni e i rapporti con l'Indo-Pacifico ormai da 2 anni, sia come membro del segretario della Commissione Esteri del Senato, ma anche come rappresentante del Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo in essere tante attività, un'importante iniziativa che è quella dell'AIMEC, il corridoio Indo-Mediterraneo-Pacifico, che vedrebbe appunto il suo naturale percorso appunto dall'Indo-Pacifico, dall'India e dall'Oriente fino alla Friuli Venezia Giulia, al porto di Trieste, che sarebbe proprio il terminale ideale per traghettare le grandi rotte commerciali verso l'Italia sicuramente, ma anche il nord e l'est Europa. E quindi le relazioni che in questi ultimi 2 anni ho avuto sono state importanti, con 2 visite anche in India e 2 momenti di incontro con portatori di interessi di quel paese, che mi hanno permesso appunto di approfondire anche quella che è l'opportunità di collaborazione. E in realtà nessuno ci ha spinto tra le braccia di nessuno, ma ritengo invece che vi sia una grande opportunità. Pensate che l'India è un paese con oltre 1.300.000 abitanti, in grande sviluppo, in forte sviluppo. Ovviamente oggi esiste ancora una grande povertà, una grande situazione economica e sociale complicata. Io sono stato a Delhi e vi posso assicurare che insomma a parte il centro la situazione è davvero come ce la raccontano, come la possiamo immaginare, quindi una povertà davvero importante, anche se devo dire poi che è un popolo con una grande dignità. E detto questo, ritengo che lì vi siano delle opportunità proprio di commercio, di sviluppo, e che il nostro paese, proprio perché si trova in mezzo al Mediterraneo e quindi nel traffico di quelle che sono le rotte destinate a quest'area del mondo, possa essere protagonista, non solo poi attraverso gli scambi commerciali, ma anche tra relazioni istituzionali che rafforzino appunto la partnership tra i nostri paesi, tenendo conto che comunque l'India dal punto di vista anche politico è un paese molto stabile, ed è un paese che è in grado di relazionarsi in maniera molto civile e molto corretta con gli altri partner internazionali. Bene quindi la visita di Modi, che segue tra l'altro una visita precedente fatta anche dalla Meloni, ma anche dai ministri Tajani, dal nostro ministro Salvini, dal vice ministro Rixi in India, per scambi di relazioni proprio in particolare legate poi a quelle che sono anche infrastrutture marittime e collegamenti marittimi.
E quindi ritengo che questa visita sia stata un'opportunità per consolidare un'amicizia e anche per dare seguito a quelli che sono questi accordi internazionali che debbono, ribadisco, vedere il nostro paese assolutamente protagonista. Ecco, mi permetto di aggiungere anche, a mo' non dico di corollario, ma diciamo come approfondimento a quello che lei ha appena detto, una piccola cosa, a proposito di demografia. Nel corso di questo secolo la Cina subirà un declino, perderà qualcosa come 300 milioni di abitanti. Il paese che diverrà più popoloso al mondo, con una popolazione giovane e quindi un ulteriore mercato, è l'India, che mi permetto di aggiungere peraltro è una democrazia con oltre 1 miliardo di abitanti, per cui le possibilità che l'Italia ha nei confronti di questo paese sono enormi, perché negli anni 70 gli abbiamo venduto la catena di montaggio della Lambretta quando è stata dismessa all'Innocenti, e negli anni 80 la Piaggio ha fatto le joint venture per produrre la Vespa lì. Ma oggi l'India non è più quel paese, oggi è un paese che guarda anche allo spazio, è un paese che ha mandato già delle sonde attorno alla Luna a fotografare i siti d'allunaggio delle missioni Apollo. Quindi le potenzialità per il nostro paese credo che vadano dalla piccola e media impresa fino alla grande industria, addirittura l'alta industria come può essere quella aerospaziale. Che ne pensa, senatore? Ma condivido assolutamente le sue riflessioni, che sono dati di fatto. Come ha detto lei, l'India non solo ha oltre 1 miliardo di abitanti, ma è in forte sviluppo in termini di popolazioni, ma c'è anche una crescita in termini di economia e di economia sociale. Diciamo che oggi su 1.300.000 abitanti, circa 300-350.000 sono, diciamo, una fascia media che ha una vita che potremmo paragonare a quella dei cittadini medi italiani. La maggior parte vive, come dicevamo, in uno stato assolutamente più basso, ma c'è un forte sviluppo e ci sono grandi opportunità per vedere in un breve medio periodo una crescita anche sociale di questo paese. Poi è chiaro, l'India, lo sappiamo, in particolare il popolo indiano è un popolo che ha delle caratteristiche anche di essere molto portato, diciamo, per quella che è proprio la tecnologia, lo studio, abbiamo esempi, insomma, in tutto il mondo di scienziati o di persone che, parlando dall'India, poi hanno ovviamente portato la loro competenza, la loro professionalità. È chiaro che sui grandi numeri è più facile poi avere le eccellenze. Detto questo, condivido quello che lei ha detto, queste sono opportunità che vanno per tutti i settori, ma in particolare per quelli poi anche della piccola e media impresa, che sicuramente nel nostro paese possono vedere delle fonti di commercio, di sviluppo e di opportunità di mercato. Come le dicevo, noi stiamo anche instaurando delle importanti collaborazioni tra aziende ma anche enti nazionali, proprio per andare a portare i nostri prodotti che non sono conosciuti in India, e peraltro sono anche molto 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 apprezzati. Esisteva fino a poco tempo fa un dumping generato da alcuni dazi che ultimamente sono stati molto abbassati e quindi che rendono molto più competitivi i nostri prodotti. Adesso si tratta evidentemente di siglare queste relazioni anche a livello istituzionale più alto, proprio perché venga messa diciamo un po' in evidenza che non esiste solo la singola collaborazione tra aziende o tra enti, ma esiste proprio una partnership tra nazioni che va a suggellare un po' quelle che sono poi le conseguenti attività di corollario che ovviamente, come dicevo, portano opportunità al nostro territorio, al nostro paese. Senatore, per concludere, e il porto di Trieste in tutto questo e non solo, immagino possa essere un'ottima porta, scusi il gioco di parole, verso l'Oriente e anche verso l'India, ma mi pare che abbia recuperato una certa centralità ultimamente. Sì, il porto di Trieste è diventato ormai un porto estremamente centrale nel Mediterraneo, soprattutto perché nonostante il periodo difficile, la guerra in Ucraina, è comunque un porto che dà accesso all'Europa e in particolare al nord Europa attraverso anche vie di comunicazione che sono insite già e anche in fase di progettazione. Il porto di Trieste, tra l'altro, è stato inserito proprio in questo corridoio internazionale come punto terminale per questa grande via che è la cosiddetta, noi chiamiamo comunemente la via del cotone,
ed è visto di buon grado anche dai partner internazionali, proprio perché oggi è strutturato per dimensioni, per capacità, per infrastrutture, ma anche per posizionamento geografico in un'area che evidentemente dà risposte a tantissimi settori. E quindi il porto di Trieste ovviamente non è assolutamente in competizione con altri porti nazionali, tant'è che il nostro vice ministro Rixi sta elaborando il progetto di Porti d'Italia, che è questo grande ente nazionale che dovrà essere sinergico a tutti i porti, e quindi parliamo di sistema portuale dove il porto di Trieste sicuramente deve avere un ruolo importante, ma più che altro perché è collocato proprio in un'area strategica assolutamente funzionale anche al momento storico. Appunto, non fosse altro che da Trieste è un attimo arrivare nell'Europa centrale. Sono contenti austriaci, tedeschi e paesi dell'est, e siamo contenti pure noi. Direi ottimamente, aggiungerei. Esatto, è proprio così. Questa è la fotografia reale. Senatore, io la ringrazio molto e al piacere di sentirci presto. Grazie a voi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie a lei, buon lavoro di nuovo. Allora, bella gente, noi adesso andiamo in pausa e poi ci sentiamo i Pink Floyd, Another Break in the Wall del 79. A più tardi. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no school control. No dark sarcasm in the classroom.
Nuova te la linea, Antonino. Grazie Natalia, le 18:36 e 56 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, puntata numero 1200 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, 340-670-9659, diamo le ultime notizie dopo aver ascoltato Pink Floyd, Another Brick in the Wall del 1979, breaking news, flash dell'Ansa, il Milan esonera Allegri, via anche Furlani, Tare e Moncada. Ultime notizie, sempre dall'Ansa, terza proiezione, Vincenzo De Luca al 58% a Salerno, a Reggio Calabria, Venezia e Arezzo avanti il centrodestra, lo spoglio in diretta, Chieti Legnini al 48,5%, si va verso il ballottaggio, avanti il centrosinistra Prato con Biffoni, l'affluenza definitiva è del 60%, in calo di quasi 5 punti. A Pistoia torna il centrosinistra, Celestri si congratula con Capecchi. Ancora scontri ultra a Torino, arrestati 8 tifosi juventini, stabile il tifoso ferito da una bottiglia. Arriva l'enciclica di Leone XIV, il messaggio rimaniamo umani, monito sulle big tech, il potere nelle mani di pochi. Posso dire una cosa, oggi ho letto Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, vi devo dire una cosa, il Papa non ha mancato l'appuntamento con la storia. Questo documento, questa enciclica è destinata a diventare una pietra miliare della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, perché è una lunga e anche molto dettagliata e approfondita incursione o escursione, scegliete voi il termine, della Chiesa Cattolica nel mondo dell'intelligenza artificiale. Soprattutto il Papa sottolinea due cose. Primo, ricordatevi che è una macchina, per quanto imiti la conversazione con un essere umano, non avrà mai le sfumature né tantomeno l'umanità di un essere umano. La seconda cosa, la macchina è sempre figlia di qualcuno che la programma, e il problema è che oggi come oggi questo potere, che è anche il potere di decidere come sarà la società nei prossimi decenni, come cambierà l'umanità nei prossimi decenni, è nelle mani di poche imprese private, e questo è qualcosa che dovrebbe essere tenuto estremamente in considerazione da parte dei governi di tutto il mondo. Due temi, due avvertimenti da parte del Papa che io ho trovato molto interessanti. Detto ciò, adesso noi passiamo al primo faccia a faccia di questa sera, la Fratellanza Musulmana. La Fratellanza Musulmana, lo sapete, è questo gruppo nato in Egitto alla fine degli anni '20 del secolo appena passato, e in particolare la Fratellanza Musulmana nei fatti, diciamo così, in Egitto è stata bandita perché è stata definita gruppo terroristico. Bisognerebbe bandirla anche in Italia, nonché in Europa. Su questo la Lega ha detto delle parole molto chiare, e in particolare questo perché c'è qualcuno contiguo in Italia, l'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche, che addirittura con il suo presidente Hamza Piccardo va nelle università italiane a spiegare che il 7 di ottobre è stato un atto di resistenza contro l'occupazione sionista. Ecco, 1200 morti ammazzati nei modi più volgari e più arzigogolati possibile, non starò qui a scendere in dettagli. Secondo costui, tutta gente che stava vivendo pacificamente la propria vita, ammazzate a sangue freddo da gente che era strafatta di droga. Ecco, questo sarebbe, secondo lui, un atto di resistenza. Io ne ho parlato con Suad Sbai, state a sentire che cosa ci siamo detti con Suad, che vi ricordo essere non solo responsabile del Dipartimento Integrazione della Lega, ma da qualche giorno anche del Dipartimento Pari Opportunità. Ottima scelta, buon lavoro a Suad e buon ascolto a voi. E allora, la mia ospite stasera è Suad Sbai, che ringrazio, tra l'altro complimenti, perché lo sapete, lei è responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega, ma da ultimo si è aggiunto anche quello per le pari opportunità, quindi in bocca al lupo e buon lavoro.
Ma noi cominciamo, ecco, noi oggi parliamo di Islam perché io ho qui due cose. La prima, un tuo intervento di ieri sul Tempo, l'entrismo istituzionale da cui difendersi, cioè l'Italia sempre più sta rischiando, anzi non è che sta rischiando, l'Italia sempre più rischia l'ingresso della fratellanza musulmana nelle sue istituzioni. E non stiamo parlando soltanto della questione che ci sono state le urne a Venezia con la lista completamente fatta da Bangladini e completamente islamica. Stiamo parlando anche del fatto che Hamza Piccardo, il leader dell'UCOI, vada in giro nelle università a fare indottrinamento dicendo che il 7 di ottobre è stato un atto di resistenza, che quelli di Hamas sono dei partigiani, insomma tutto questo ciarpame ideologico che questo signore va spruzzando in giro, e il problema è che gli credono e alimenta un pericoloso antisemitismo in questo paese. E allora che si fa, Suad? Ma abbiamo tutti gli elementi per fare qualche cosa, lo Stato deve fare qualcosa, cioè alla fine, perché noi più di denunciare questi fatti, più che insomma fare anche da parte nostra un po' di resistenza, no? Cioè, a questi personaggi, io penso che oggi una procura appena vede questa prima pagina del Tempo su questa questione, secondo me, io spero che intervenga, anzi se c'è qualcuno che sente, insomma, questa è una denuncia proprio chiara, perché è inaccettabile che alle università pubbliche italiane debbano fare questi discorsi, anche senza contraddittorio, senza niessi, senza nessuno, cioè è un'università che è importante, prestigiosa, un'università di Napoli, dell'Orientale di Napoli, dove addirittura danno l'accredito ai ragazzi che seguono, insomma, alla fine obbligano pure i ragazzi a seguire perché danno accredito. L'accredito vuol dire che sono dei punteggi e la gente va a seguire questa roba. Secondo me io spero che la procura intervenga, intanto una procura e poi qualcuno faccia veramente subito una interpellanza, un'interrogazione parlamentare per richiamare un pochino la nostra ministra Bernini su questa questione, perché anche lei ci deve rispondere, che non può fare finta di niente su degli attacchi in questo modo, perché alla fine non ci lamentiamo poi che ci sono altri, diciamo, i radicalizzati che vanno a fare le stragi, insomma, c'è anche questo è da non sottovalutare. Perciò bisogna tenere la situazione un po' più in questo momento, visto che anche, come hai ben detto, insomma, stanno presentando per tutte le amministrative gente che non sa nulla dell'Italia, non sa nulla nemmeno della lingua italiana. Hanno fatto una campagna elettorale in lingua bangladescina, insomma, per Venezia. Puoi immaginare l'offesa, no? A Venezia, l'offesa al popolo italiano. Questa roba deve finire, non è accettabile. La libertà, sì, tutto, c'è la libertà di presentarsi, la libertà, però c'è libertà e libertà, cioè questi sono la maggior parte, io parlo poi su quelli che si presentano e si preparano come fratelli musulmani, quella non vanno accettati in nessun articolo della libertà religiosa. Qui sono movimenti che sfrutta totalmente la libertà, che libertà e la democrazia che garantisce non solo l'Italia ma tutto l'Occidente. È una libertà
che secondo me non la meritano perché non sono compatibile con nulla, lo dico io, lo dico, non vengo dalla Svezia, no? Vengo comunque da quel mondo che conosco abbastanza bene e ce lo dicono anche da lontano, da fuori ce lo dicono, ma come fate a tenere quella gente che gentaglia, perché poi non è gente, chi è manicato per la fratellanza musulmana è equivalente al mafioso, se non di più, cioè sono gente che accetta un terrorismo, estremismo radicale e questo l'abbiamo detto in tutte le maniere. Entrano come un cancro, entrano nelle ONG, entrano nella politica, entrano nelle università, ecco, entrano nell'università, entrano nei piccoli anche elezioni. È quello che abbiamo sempre detto, ecco, è come un cancro che entra per un'occupazione territoriale. E se lo Stato, capisco, insomma, la sinistra è ormai cieca e sorda, ok, però oggi governiamo noi, no? È qualcosa di concreto, che concreto va fatto, perché sennò, come alla fine abbiamo giocato, cioè possiamo tutti dire abbiamo giocato. Insomma, qui la situazione non è da sottovalutare. Infatti, oltre al fatto che non è da sottovalutare, c'è anche un altro fatto. In questi giorni la nostra Francesca Musacchio sta svolgendo una serie di inchieste, tra cui anche la finanza di Allah, come gli enti benefici vengono utilizzati per sostenere il terrore. E poi abbiamo anche da poco visto l'ennesima flottiglia. E ancora una volta, quando queste cose succedono, questi fanno le vittime. E poi però alla domanda ma chi vi dà i soldi per comprare le barche? Puntualmente non si sa mai chi siano questi benefattori, anche se magari la spiegazione non è molto difficile. Ma allora, Suad, qui a che gioco stanno giocando? Soprattutto chi è che gioca con l'Occidente? Intanto faccio complimenti anch'io al giornale Il Tempo, che veramente sta facendo delle inchieste interessantissime con Musacchio, con Bertoldi, con altri giornalisti. Veramente complimenti anche al direttore Capezzone che insomma autorizza finalmente, ecco, delle inchieste. E da qui bisogna partire. Ecco, l'unico che ha capito che da qui, del J'accuse, bisogna partire, perché se no ogni volta giriamo la testa dall'altra parte e questo purtroppo ci porterà a svegliarsi una mattina che siamo già occupati dei fratelli musulmani, che non altro, e non è solo fratelli musulmani, è anche quello che comporta la fratellanza musulmana, è quello di portare tutto, non è che è una religione, non ha nulla a che vedere con una religione, questi hanno un progetto politico, sociale, economico. Ecco, sull'economico della sua domanda vorrei soffermarmi un attimino, perché alla fine molti mi dicono no, ma non riusciamo a capire da dove, non riusciamo, qui basta seguire la linea dei finanziamenti, da dove arrivano, dove vanno. Oggi bisogna stare attenti anche alle università, perché mi preoccupa l'università che prende i soldi dall'esterno, bisogna controllare anche le università, oggi più che mai, perché non mi fido più. Come bisogna controllare alcuni politici che possono avere anche dei finanziamenti dall'estero, anche lì, perché se danno la possibilità a questi personaggi a presentarsi, vuol dire che qualcuno finanzia abbastanza bene. È facile da controllare, sono dei punti, diciamo 6, 7, 8 punti che uno se li segue se c'è volontà, Se non c'è volontà è un altro discorso, ma se c'è volontà, perché la volontà deve venire anche da tutta l'Europa e anche dalla cultura, no? Personaggi diciamo
che portano avanti la cultura, i giornalisti, e devono tutti insieme denunciare questo fatto prima che sia tardi. Per quanto riguarda gli altri gruppi che vanno in giro, cioè io insomma io sono imbarazzata veramente a vedere la 7, a vedere qualche telegiornale, anche Sky oggi è così, ma anche alcune insomma televisione che pensavamo nostri, ecco, vedere solo, danno la notizia solo da una parte. In Spagna abbiamo visto la polizia Li spagnola hanno gonfiati che come zamponi. li hanno gonfiati come zamponi, ecco, perché la Spagna, cioè la polizia, la Spagna rispondono in una certa maniera. Quello che non ha fatto comunque l'altra parte, nessuno che l'ha gonfiati, l'hanno tenuti in garde à vue. Se uno va a Parigi e fa un macello, ti tengono per 24 ore, se no 48 ore, come garde à vue, come lì in attesa di... È normale. Cioè, io quello che dico, questi personaggi mi fanno ridere, perché alla fine mi fanno anche pena, perché si vede che non hanno nessuna ideologia dentro, ma anche quella dell'amore per se stessi e anche rispetto per se stessi, non hanno niente. Perché non provano ad andare in qualche acque libiche, acque algerine, acque... No, perché non provano ad andare lì a vedere un po' la situazione? Cioè, da lì non tornano indietro, è chiaro. E che loro provano sui paesi dove c'è democrazia, comunque c'è democrazia, comunque è un paese dove il popolo vota e il popolo l'ha votati, e che l'Italia che deve continuano, perché poi la sinistra fa l'interpellanza al governo dove chiede di rispondere perché non hanno risposto abbastanza. Ma io li manderei a puntini, a puntini e puntini. Il governo non deve rispondere a nulla. Io lo dico anche al nostro ministro degli esteri, ma basta, nel senso, assecondare la criminalità, perché di criminalità si parla, perché cosa hanno portato i più a quella gente che loro dicono sì, che cosa? Niente. Hanno portato pubblicità per loro, qualcuno è stato gonfiato, qui in Italia qualcuno che addirittura di 5 Stelle lascia la Camera dei Deputati, se ne va in crociera, e anche questo secondo me va fermato, va fatto qualche cosa, va fatta alla Camera. E il problema è che ecco, hanno paura di questa gente che non vale niente, sono pagati anche profumatamente, e questo bisogna vedere chi li paga, chi li sostiene, perché poi parlare di diritti umani lo puoi fare anche nel Bangladesh, lo vai a vedere quanti bambine, no? Sono abusati in Bangladesh, andiamo a vedere in tanti altri paesi dove le donne non riescono neanche a fare rumore, come in Afghanistan, loro lì non riescono, è lì facile arrivare, insomma ci vuole niente, gli indico pure la strada passando per la Turchia, poi possono anche andare tranquillamente, e no, lì non si va, è lì, non è che li gonfiano, lì li fanno fuori, non trovano più i cadaveri, ecco, detta in modo anche becero, perché delle volte questa gente porta a creare anche in noi che insomma cerchiamo di essere più tranquilli, a fare delle dichiarazioni abbastanza forti. Io penso che la Spagna gli ha fatto non bene, benissimo, l'Italia bassa sottomissione, e poi ecco, altri 3 punti sono lì contro la radicalizzazione prima che sia tardi. Io lo dico e lo ridico, se non è già tardi, sulla radicalizzazione sono questi personaggi che vanno in giro per le varie università a creare malessere, a creare anche nei giovani, anche italiani, perché poi sono quelli convertiti, ma la maggior parte quelli convertiti, il male assoluto del mondo, non solo
È solo che i paesi arabi l'hanno capito, infatti molti paesi arabi non finanziano un bel niente, non danno più una lira a nessuno, a parte due paesi che secondo me amici non sono. Bisogna vedere da dove arrivano questi finanziamenti, chiaramente, ma da quanti anni che lo diciamo, ragazzi? Insomma, Antonino Danna, da quanti anni che lo diciamo? Sono Che, 21 anni che ci conosciamo, 21 anni che ce lo bene, diciamo. ecco, 21 anni, sono 21 anni che lo diciamo. Infatti. Sono 21 anni, diciamo, nelle televisioni, nella radio, nelle tutte le stampe, la stampa possibile e immaginabile, basta, c'è una ciclopedia volendo. E la domanda mi viene: come mai non si interviene su queste questioni e immediatamente metterli fuori legge, tutte queste organizzazioni che vanno nelle varie università, vanno messi fuori legge, perché sono la mente della fratellanza musulmana. Allora la mente della fratellanza musulmana va messa fuori legge, fuori, e non devono entrare nelle università, nelle scuole, perché inquinano i nostri giovani, tutti, e alimentano la radicalizzazione. Perciò l'hanno fatto, l'ha fatto la Francia, gli Stati Uniti, l'Austria, la Germania, l'ha fatto gli Emirat Arabi, l'ha fatto la Tunisia, paesi musulmani. E come mai questi paesi musulmani mettono fuori leggi queste organizzazioni criminali e noi aspettiamo che cosa? Tanto non sono religiose, inutile pensare all'articolo 8, 19, 20 della Costituzione che tutelano la libertà religiosa. Loro non sono religiosi, loro sono un movimento politico e usano la religione per arrivare a occupare il territorio. L'altro ieri, mi sembra, te l'ho mandato anche in video, un consigliere importante in Belgio ha detto: noi il prossimo anno il nostro progetto è portare come Costituzione la Sharia. Tu puoi portare quello che ti pare a casa tua. Quando vieni qui c'è una Costituzione che non è compatibile con altre Costituzioni che vengono da altri paesi. Perciò questi avanzano, visto che piano piano entrano, piano piano portano il progetto e quando hanno un numero importante, questi possono votarlo. Ragazzi, o ci svegliamo, cioè qui non ci sono altre alternative a urlare non serve a niente. Qui bisogna anche l'Unione Europea che deve fare qualche cosa, i nostri si devono incatenare in Unione Europea per mettere fuori legge tutti i fratelli musulmani che sono in tutta Europa. Incatenarsi, io l'avrei fatto, non serve niente, un catenaccio, un lucchetto e rimanere lì. E visto che non vogliono sentire, almeno bisogna farglielo capire. Secondo me è questo il lavoro dei deputati che devono fare là sul posto, perché è importante. L'Italia, ci sono i nostri deputati italiani che li stiamo sensibilizzando ogni giorno. Però ecco, deve arrivare dall'alto, deve arrivare comunque dal governo un segnale contro questa. Non è che non c'è un segnale, c'è, però non devono avere paura, non devono essere timidi contro questa gentaglia, perché di gentaglia stiamo parlando di criminali che hanno un progetto jihadista. In quale lingua lo dobbiamo dire? In quale lingua? Se me lo dicono, la traduciamo e glielo diciamo anche in lingue che vogliono. Però non è che possiamo pensare solo che c'è la guerra di là, intanto questi avanzano e vanno nelle università a dire cavolate ai nostri giovani. Io oggi
vedo di fare sentire il nostro avvocato per denunciare questo fatto dell'Università di Napoli. È inaccettabile. Suad, in tutto questo non ne abbiamo parlato, ma te lo chiedo adesso. Modena, che ne pensi? Quello è il male assoluto, viene da questa gente, viene da questa gente, questi che fanno resistenza al Kefir, al Kofar, e questi fanno proselitismo, gente, io parlo fratellanza musulmana, cioè, quelli creano una fabbrica dei mostri e io non... uno che prende una macchina, prende un coltello, si tuffa su un agente così, è atto terroristico. Cioè, È un io atto qui terroristico. la prima pagina della Verità di stamattina. Trovati video del terrore nel cellulare di El Qudri. La polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim. Il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale. Sui siti jihadisti si loda l'attacco. Allah dia il paradiso a quel fratello. Ecco, ma la vogliamo finire di parlare di pazzia, che è malato? Antonino, leggendo l'articolo oggi di il Musacchio, mettendo il filmato, si avvicina, no? Direi. Basta leggere l'articolo di Musacchio oggi, quello che è successo all'università e quello che dice il padre di questo tizio. È quello. Cioè, bisogna, secondo me, ecco, confrontare un pochino tutto. No, atto terroristico, l'abbiamo detto dal primo giorno. Purtroppo una certa sinistra, il fallimento fa male, perché loro hanno fallito a casa della sinistra, no? A casa loro, no? Loro che portano, no, questa... Cioè, di seconda generazione c'è per fortuna brava gente che lavora e per bene e ci mancherebbe, non bisogna generalizzare. Qui stiamo parlando di una minoranza purtroppo che c'è, che è pericolosa e che non è un primo attacco, purtroppo arriveranno altri perché c'è esasperazione, ma esasperazione da questa gentaglia, da questi gruppi. Ecco, il male va tagliato dalla testa, insomma, il pesce puzza dalla testa, no? Allora questa testa va tagliata e la rete della fratellanza musulmana vanno tagliate, perché il male anche delle seconde, terze o quarte generazioni future verrà da questo. Facciamolo prima che sia tardi. Ecco, senti, in tutto questo quindi abbiamo una notizia. Mentre gli ascoltatori stanno ascoltando questa nostra chiacchierata, tu sei dall'avvocato. Certo. Ok. Sei dall'avvocato certo. per una denuncia quindi contro Piccardo. Ma è ovvio, alla procura contro chi ha permesso quella lezione, intanto alla procura per quello che è stato detto in quelle aule, chi ha finanziato questo progetto, quanto è stato pagate le persone che sono andate a parlare e dire questa roba, e più come mai non ci sono stati delle persone che controllano la situazione, non so, altri professori di islamistica che abbiamo, no? In Italia abbiamo gente molto brava e per fortuna onesta, e potevano controllare quello che si diceva in quegli incontri. No, io non posso accettare, nessuno di noi, chi sente può farlo, prendere l'articolo di oggi del Tempo insieme a quello di altri, non so, quelli che parlano dei fratelli musulmani, e denunciare questi atti a qualsiasi procura. Qualsiasi persona lo può fare. Questa è la libertà che ci è rimasta a tutti noi, è questa, di andare alla procura e dire: ecco, c'è questo articolo, voglio denunciare questo fatto, punto.
è che bisogna stare dall'avvocato o chissà che altro. Denuncio contro ignoti, perché uno non è che denuncia la persona. Io denuncio contro ignoti. C'è questo fatto. Basta, non succede niente. Sta alla procura a indagare su questi personaggi da A a Z, dall'università, del capo, del rettore dell'università fino all'invitato. E tutti potete farlo tranquillamente, non succede niente, reagiamo, dobbiamo tutti reagire un po', perché se siamo tutti in silenzio, questi purtroppo avanzano e non, poi tornare indietro sarà un po' difficile. Infatti. Suad, per finire e per darci insomma un pochettino, per fare un po' il punto della situazione, questo continuo corteggiare della sinistra nei confronti dell'Islam, ma perché non si rendono conto del fatto che si suicidano loro stessi oltre a suicidare questo paese? Suicidare questo paese, sì, suicidare anche loro stessi, perché un fratello musulmano che è politico, ripeto, non sono religiosi, sono politici, non voteranno mai sinistra, capito? Non sono di sinistra, odiano i comunisti, li butterebbero dal quarto piano i comunisti, li butterebbero proprio, l'hanno proprio detto e ridetto, è che loro non lo sanno, poverini, come dicevo, quelli che vanno in giro nella flotilla, sono dei poveri, a me mi fanno tenerezza, cioè tenerezza, pena, non dico pena perché insomma non voglio, cioè, gente che deve andare a scuola, deve studiare, deve capire che cosa sta succedendo. Io avrei voluti a combattere questa battaglia. La sinistra doveva, anche con le donne, no? Le femministe, questi non hanno capito niente, questi sono i primi a essere eliminati dalla faccia della terra, se arrivano i fratelli musulmani, come stanno arrivando, come ho detto prima, in Belgio e in altre parti, e sono i primi a essere messi in bando. E non lo sanno, non lo capiscono, non lo capiscono. Non tutta la sinistra, una certa sinistra l'ha capito abbastanza bene, e c'è quella sinistra dei verdi, che pur per avere un voto in più si vendono al diavolo, cioè, ma tutti i verdi dell'Europa è così purtroppo. E va bene, bisogna andare, bisogna reagire. Io dico a chi sente questa trasmissione, a chi la sentirà domani perché sarà girata, a chi reagite a questo male, perché non guardiamo solo a chi sta intorno a noi, guardiamo un pochino il progetto di questi personaggi, il progetto della fratellanza musulmana messo insieme a questa certa sinistra diabolica che vuole distruggere tutto l'Occidente, è chiaro, e l'Italia. Infatti. Allora, io ti voglio ringraziare, Suad, come sempre, al piacere di risentirci Sono presto. io che vi ringrazio e ringrazio per i complimenti per la nomina, ma Figurati. siamo tutti dentro a lavorare tutti insieme, già stiamo... veramente abbiamo già iniziato da parecchio, però continuiamo il nostro lavoro dentro al partito, dentro al centrodestra, e dentro anche veramente chi ha buon senso, ecco, anche chi non vota, ecco, deve cominciare a avere un'idea almeno contro questo male. Sicuramente. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, questo era Juan Manuel Serrat Cantares del 1969 alle 19:14 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Chiudiamo qui la nostra trasmissione. Quando sentite questa canzone vuol dire appunto che è arrivata Carla De Bernardi, torna con noi, si torna a parlare del cammino di Assisi. Alcune zappe che abbiamo ricevuto. Roberto, buonasera, abbiamo ministri di serie Z, desolante, mamma mia. Ancora Maurizio, su Ad non essere illusa, parlane con Piantedosi o al ministro dell'istruzione. E ancora, racconti a noi che lo sappiamo, parlane ai ministri, grazie. Perdonami Maurizio, questa è una radio nazionale, lo sanno tutti, non ti preoccupare. Ancora, brava e grande Suad, la Lega è solo la Lega, può e deve fare qualcosa di forte e di eclatante al Parlamento europeo, anche di incatenarsi come dici tu, ma deve farlo, è la nostra ultima speranza. Luigi, benissimo, con questo noi per questa sera abbiamo finito. Il centrodestra è avanti alle elezioni comunali a Reggio Calabria, Venezia e Arezzo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso Carla De Bernardi, domani andremo in onda come sempre alle 18:15 trattabili, ci sarà Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, ma soprattutto alle 14:10 partirà Dentro Montecitorio, il nuovo programma con me, ma soprattutto con la padrona di casa, Laura Cavandoli. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani ore 14:10 Dentro Montecitorio, Laura Cavandoli, padrona di casa, e io umilmente a farle da spalla. Carla De Bernardi e poi Vasco Rossi, Liberi del 1989. Grazie per essere stati con noi
E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora è tornata a trovarci, elegantissima come sempre, primaverile aggiungerei quest'oggi, la nostra Carla De Bernardi con il suo contare i passi, stavolta sul cammino di Assisi. Ben trovata Carla. Ben trovato a te, ben trovato a tutti i nostri ascoltatori. Più che primaverile, oggi è estivo, fa un caldo pazzesco. È vero, anche troppo. Non so come sei tu, ma a Milano quando comincia sto caldo qui, che dall'asfalto sale un'afa tremenda. Guarda, se riaprissero i Navigli, lo dico sempre, sai questa città quanto vantaggio climatico avrebbe? Certo. E invece no, perché era nei piani del sindaco che se li ha rimangiati, come si è rimangiato tante altre cose, perché era più urgente costruire i grattacieli sui capannoni con una dichiarazione di inizio lavori, no? Sì. Che non aprire i Navigli, che costava niente, c'era un progetto del Politecnico, costava meno di 500 milioni, ma insomma, vabbè. Detto questo, chissà, magari il prossimo sindaco lo riaprirà. Io ho visto dei rendering di via Melchiorre Gioia dove scorre il Naviglio sotto, non lo sai? Sì. Con il Naviglio in mezzo e le due corsie delle macchine a destra e a sinistra. C'è spazio per tutti, quelli che ti dicono ma poi le macchine non passano, ci stanno macchine e Naviglio, ci sta tutto, è che non c'è la volontà di farlo, vabbè. Pensa che bello sarebbe via Senato con i vaporetti, sarebbe una meraviglia. Vabbè, niente, detto ciò, che è uno dei miei pallini, lo so. Ripartiamo da Premi il Cuore. Premi il Cuore è quel paese dove io non volevo alzarmi, non so se qualcuno ci ha ascoltato l'altra volta, perché avevo una vescica, e che poi invece quando tutti si sono allontanati, hanno fatto gli zaini, hanno chiuso la porta della baita dove io facevo finta di voler dormire, li ho rincorsi, sono corsa a bere un caffè nel barettino che era allestito in un altro bungalow, e poi li ho rincorsi, ho detto aspettatemi, come una povera pazza con lo zaino praticamente fatto in 30 secondi, buttando dentro di tutto perché non avevo tempo di fare le cose per bene, li ho raggiunti. E il viaggio da Premi il Cuore a Corniolo è un viaggio che io mi ricorderò sempre perché è durissima la salita da Premi il Cuore a Corniolo, è molto, molto aspra. Credo che sia un sentiero che il CAI definisce difficile. Adesso potrei sbagliarmi perché, come dico tante volte, ormai sono passati degli anni e quindi la memoria, per quello mi aiuto col libro. Però mi sembra di ricordare che quella era stata una salita abbastanza complicata, sì. o forse da Bagno di Romagna vabbè, insomma, comunque abbiamo attraversato un bosco bellissimo che era un bosco di pini neri, e lì veramente sentivi, io mi ricordo che ho abbracciato un albero perché sentivo l'albero respirare, sai, se tu abbracci un albero nel silenzio in un bosco e ti metti a respirare con un certo ritmo, l'albero respira con te, perché l'albero è una creatura viva, e quindi mi ricordo questa sensazione di aver abbracciato un pino e di essere rimasta lì un bel po' abbracciata al mio pino, come se fossimo fidanzati. Quando siamo usciti dal bosco, tra l'altro poi ci disse a Corniolo Gigino, di cui vi parlerò, che quel bosco era popolato di lupi. E infatti Gigino ci disse: avete visto i lupi? E noi abbiamo detto no, non li abbiamo visti. E lui, ridendo come un pazzo, dice sì, però loro hanno visto voi. E a me qualche occhietto nel bosco mi sembrava di averlo visto, però probabilmente era la suggestione dopo il racconto di Gigino. E a un certo punto troviamo una radura, un prato, ci sediamo, naturalmente avevamo portato da mangiare perché, come vi ho spiegato, sul cammino di Assisi non hai, come a Santiago o sulla Francigena, tanti posti intermedi tra una tappa e l'altra dove fermarti per ristoro, quindi non hai bar, non hai ristoranti, non hai ostelli, quindi quando parti al mattino, almeno era così allora, ti devi portare sicuramente il picnic, l'acqua, tanta acqua, perché sono sempre salite faticose, e da mangiare. E c'era sempre Giovanni, che abbiamo visto nell'altra
puntata e quell'altro compagno di viaggi, quello con lo zaino enorme sulle spalle e con l'ombrello da mare in mano, che si erano portati come al solito una chiantigiana di vino. La chiantigiana è la misura del 1,5 litri, no? Perché loro prendevano il vino per tutti, quindi si accollavano il peso di 1,5 litri di vino, perché sapevano che poi arrivati al picnic tutti avremmo bevuto il vino, anche se tutti quelli che dicevano no, io bevo solo acqua. Poi lui apriva la sua chiantigiana e giù tutti a bere e poi a dormire. Mi ricordo una dormita lì su quella radura dopo il picnic, me la ricordo proprio perché avevo fatto anche una foto che però non ho trovato, in cui erano tutti sdraiati, pancia in giù, spiaggiati come balenotteri. E prima di dormire Giovanni aveva tirato fuori da un tubo di cartone che si era portato, che Giovanni si portava sempre delle cose particolari, si era portato un tubo di cartone da cui estrae uno stendardo che srotola. Ti ho mandato la foto. Sì. E cosa si vede? Si vede il ritratto di Santa Bona. Guarda, sì, un attimo che la prendo subito, ecco qua. Eccola a voi, Santa Bona, patrona delle hostess. Bravissimo, perché, ecco, vedi, lui aveva questo arrotolato in un tubo di cartone e se l'è portato dietro tutto il viaggio. Chi era Santa Bona? Santa Bona era una suora, se non erro, che aveva fatto una decina di volte il Cammino di Santiago, nel Medioevo stiamo parlando, perché accompagnava i pellegrini. Adesso non mi ricordo se era una suora, comunque accompagnava i pellegrini avanti e indietro fino a Santiago e ci è andata 9-10 volte. Poi a un certo punto muore a Pisa e quando la trovano morta a Pisa e non si era mossa nella notte, ovviamente, perché era malata a letto da giorni, tra le mani aveva un mucchietto di conchiglie della spiaggia di Finisterre, come se lei nella notte fosse andata a Finisterre, avesse preso le conchiglie e fosse tornata. Per questo è la patrona delle hostess, capito? Sì. Che viaggiano avanti e indietro, e una hostess in una notte va a Santiago e torna indietro con le conchiglie. Peccato che fossimo nel Medioevo, e quindi è comunque Santa Bona, è la patrona delle hostess. Dopodiché, questo è il 29 maggio, tra l'altro. Ecco, quindi tra poco. Sì, Bona di Pisa, per la precisione. Era Sì, Bona di Pisa. sì. Infatti lei morì proprio a Pisa. No, quello che faceva ridere è che Giovanni si portava dietro queste robe, perché poi lui è un uomo di teatro, no? Costruisce maschere di cuoio, è un uomo di teatro popolare, teatro senza scenografie, teatro senza costumi, proprio il teatro popolare, anche quello di epoca antichissima, medievale. E quindi lui ogni tanto fa dei coup de théâtre, tipo questo, mentre eravamo tutti lì tranquilli, dice: sapete chi era Santa Bona? E tutti: no, chi era Santa Bona? E lui apre il suo, e tutti ci chiedevamo dalla partenza cosa ci avrà nel tubo Giovanni, no? Perché al tubo la chiantigiana, esatto, il bastone, perché lui camminava con il bordone, non camminava come noi pellegrini moderni con i bastoncini da sci, chiamiamoli così, lui col bordone. E poi mi aveva anche spiegato che col bordone puoi fare sia il passo del valzer, quindi un passo triplo, che il passo doppio. Insomma, è Giovanni un personaggio. Guarda, si chiama Giovanni, adesso ti dico il cognome, perché lo si trova su Facebook se uno vuole. Orco cane. Sai questa cosa della memoria mi pesa veramente tanto. Giovanni Balzaretti, ecco, mi è venuto in mente, Giovanni Balzaretti. C'ha proprio questa bottega delle maschere, fa anche dei corsi per insegnare alla gente a fare le maschere, e fa queste maschere, sai, tipo quelle col nasone, tipo quelle appunto del teatro popolare, maschere che sembrano uccelli, maschere che sembrano animali strani. Allora, dopodiché con Santa Bona partiamo e andiamo a Corniolo. Corniolo è una delle tappe che io non dimenticherò mai. E anche lì su Facebook c'è Gigino, della pizzeria Gigino di Corniolo, col quale sempre mi sento da allora, perché ne parlo del libro. E prima di quello, come si chiama? Christian, che vi ho raccontato, faceva il norcino a Livorno, conosceva tutte le varietà di funghi, e a un certo punto prende un fungo meraviglioso,
grande, bello, turgido, che sembrava un porcino. E mi dice: vuoi mangiarlo? E io dico: adesso no, però è molto bello, magari lo mangiamo stasera. Lui si mette a ridere come un pazzo e lo taglia a metà, e invece di essere la polpa bianca, come viene tagliato, la polpa diventa viola. E mi dice: vedi Carla, questo è un Boletus satana, fungo velenosissimo, che se uno non lo conosce e lo prende per un porcino, au revoir e merci. E questo mi dà delle idee per assassinare qualcuno nel mio prossimo giallo. Ah, interessante, dai. Arriviamo a Corniolo. Allora, troviamo su un albero un avviso, l'avrai visto, c'è un tronco con un avviso, che c'è scritto: benvenuti a Corniolo, locanda trattoria pizzeria da Gigino, vi propone il menù del giorno al prezzo di 7 euro, abbondanza e cortesia, eccetera, eccetera. E questo è un marketing boschivo, no? Certo. Una pubblicità molto azzeccata, perché quando arrivi a Corniolo cominci a vedere questo messaggio e ovviamente Pavlo vi insegna, comincia a voler andare da Gigino. Più che altro ti viene l'acquolina, no? E c'è la salivazione, come diceva appunto, funziona come il campanellino di Pavlo. Allora, Gigino c'ha una bella maglietta bianca con una croce Tao, eccetera, lo stesso della credenziale. È una locanda molto semplice, in pietra, non è nulla di lussuoso, ma è molto ben tenuta, con un bel giardinetto dove ci sono Che cosa c'era nel giardinetto? C'erano 10 conigli, bianchi e neri, e poi lui, eccola qua, alleva bonsai, e quindi c'è un fuori e un interno. Fa delle pizze strepitose, di tutti i tipi, di dimensioni astronomiche, non gastronomiche. Dice che lui non si muove mai da Corniolo perché non può lasciare soli i bonsai. È ovvio, no? Hai dei bonsai, non è che fai il disgraziato che parte e lascia i bonsai. Quindi lui non lasciava mai Corniolo perché non voleva lasciare solo i bonsai e i suoi coniglietti, ma però una volta racconta che aveva accompagnato sua figlia Lucrezia alla discoteca Alcatraz. Questa era stata l'unica volta nella sua vita che aveva lasciato Corniolo, e all'epoca disse che non aveva nessuna intenzione di ripartire. Poi se l'abbia fatto o no non te lo so dire, ma seguendolo su Facebook ho visto che non si è mai mosso lo stesso. Però lui diceva: io non sono andato da nessuna parte, ma sto qui e il mondo passa di qui, perché i pellegrini arrivano da tutto il mondo, no? E quindi lui, come ristoratore e locandiere, dice: io sto fermo, ma è il mondo che viene da me. Poi aveva una sorella Nelly che preparava le verdure, lui faceva le pizze, eccetera, eccetera. Una vicina di casa ottantenne tira la pasta fresca per passare il tempo, capito. Il pane lo prepara Gigino, eccolo lì, lo vedi che prepara il pane, o che inforna la pizza, no? Qui sta infornando la pizza, lo vedi, quello lì è proprio Gigino. Nel pane poi inserisce varie cose. Quel giorno lì aveva inserito mandorle e sorbole, aveva fatto un pane con mandorle e sorbole e metteva sempre dentro degli ingredienti che gli venivano in mente ogni giorno. E poi spiega che per il forno lui usava il castagno, perché il castagno è un legno che non scoppietta, no, anzi che scoppietta, quindi questo magari è un difetto, dice, però il castagno costa poco, quindi lui usava il castagno per accendere il fuoco, però ci ha poi spiegato che per cuocere lui usa il faggio e il carpino, quindi ci ha dato proprio anche una lezione di pizzeria, non so come dirti. A un certo punto si decide di andare a tavola. Non ti dico la dimensione delle pizze, purtroppo non le ho fotografate, ma sono delle pizze molto grosse, non sono delle pizze della misura della pizza solita, con prosciutto, verdure, olio piccante. Poi non c'era solo quello, c'era la pasta fatta dalla vicina ottantenne, gnocchi fatti in casa, uno sformatino di erbe amare da perdere la testa, insomma, da Gigino si era mangiato da svenire. E poi alla fine focaccia dolce, quindi lo stesso impasto della pizza, ma con frutta, cioccolato, panna, quindi alla fine eravamo distrutti. Quando è arrivata la pizza dolce con cioccolato e panna, abbiamo tutti detto: Giovanni, pietà, abbi pietà di noi. A quel punto poi siamo andati a dormire, avevamo già lasciato i nostri zaini. A Corniolo c'è un ostello piccolissimo
che era una stalla per asini, eccolo qua, e che è stata ristrutturata da dei ragazzi volontari di Corniolo, da dei volontari, e ne hanno fatto un luogo carinissimo, perché dentro c'è una stanza a piano terra con il tavolo per mangiare, e la cucina e il bagno, e una scaletta che va su, e c'è un dormitorio per 6 letti, mi pare, 6, massimo 8 letti. Massimo 8 letti. Vediamo un po'. Vabbè, a quel punto, prima di andare all'ostello, il nostro amico Giovanni aveva un'altra sorpresa. Aspetta che vedo se te la posso far vedere. Hai un attimo da stare lì? Sì, l'avevo ho tutto il preparata. tempo. E poi l'ho tolta. Preparato Giovanni. Ecco, cosa volevi farci vedere? Quello che ci aveva portato Giovanni, che era un'altra sorpresa, che però ve lo preparo per la prossima volta, perché ha tirato fuori un sacchetto di pelle di daino per ognuno di noi, eravamo 8, e dentro ogni sacchetto c'era un Carolus. Il Carolus è un denaro, come si dice, realizzato durante la riforma monetaria che fece Carlo Magno. Carlo Magno, dopo aver sconfitto Desiderio, che era il re dei Longobardi, hai presente il dramma Ladelchi come si chiama, di Manzoni, Ermengarda sparse le trecce morbide, tutta la storia di Carlo Magno che ripudia Ermengarda, Desiderio si inferocisce, Adelfi scappa, tutta la storia appunto Ladelchi, Ladelchi. Carlo Magno, tra le tante cose, Carlo Magno era uno che aveva un impero molto frammentato, e voleva fare una moneta unica, e quindi crea il primo euro, lo fa Carlo Magno, perché è una moneta che veniva diffusa e distribuita in tutto il suo impero, che era molto frammentato ma unito dalla moneta. Quindi siamo nel 794. Questo denaro, allora, con questo denaro si potevano acquistare 3,6 kg di pane, era coniato ad Aquisgrana, la residenza di Carlo Magno, e in 3 zecche che erano attive già all'epoca in Italia, che erano Lucca, Milano e Pavia. L'antica Fondazione Antica Zecca di Lucca lo fa ancora il Carolus, è una monetina d'argento sottilissima, peserà meno di un grammo, 2 grammi, no, non arriva a 2 grammi, sottilissima, proprio sottile. Da una parte ci sono tutti dei pallini in rilievo, che ho scoperto che in numismatica si chiamano bizzanti, e poi dietro, con la scritta Carolus, e dietro c'è la scritta Lucca, e questo Carolus d'argento, seppur leggerissimo, Giovanni l'aveva portato per tutti, uno per tutti, per cui tra la Santa Bona, eccetera eccetera, era veramente un uomo è veramente un uomo di grandissima, dico era perché purtroppo l'ho perso di vista, però era un uomo di grandissima generosità, il nostro Giovanni Balzaretti, uomo veramente molto, molto importante, non famoso, però importante. E quindi dopo aver mangiato anche la focaccia dolce, quindi in uno stato di ebbrezza enogastronomica, siamo andati nel nostro ostello, vedi, Casa del Pellegrino c'è scritto sulla porta. Sì, E esattamente. ci hanno dato le chiavi, perché è una casetta a 2 piani, mi sembra che fossero 6 letti. Sì. E lì, prima di andare a dormire, trovo un opuscolo appoggiato all'ingresso sul tavolo, e lo guardo, lo prendo per curiosità, ed era un opuscolo del Comitato per la lotta contro la fame di Forlì, contro la fame del mondo, il Comitato di Forlì. Sì. E racconta la storia, la biografia di una persona che da allora io non ho più dimenticato, che si chiama Annalena Tonelli. Tra l'altro ha una nipote, Annalena Tonelli, che credo che sia la direttrice della Fiera del Libro di Torino, o qualcosa del genere, che però è una snobbettona, secondo me, però ha scritto un libro su questa sua o zia o nonna,
Annalena, di cui lei porta il nome, e Annalena Tonelli viene raccontata attraverso le parole della sua più cara amica che si chiamava Maria Teresa Battistini, e ne esce un quadro di un personaggio veramente straordinario, anche perché, diversamente da, faccio un esempio, Madre Teresa di Calcutta, che tutti conoscono, premi, riconoscimenti, medaglie, non so se forse ha preso anche il Nobel. Sì, anche nel 79. E invece ha anche preso il premio della testimonianza Vibo Valencia, se è per questo. Quindi le hanno dato anche questo premio, solo che non venne lei a prenderlo, a ritirarlo. Allora, però, senza nulla togliere a Madre Teresa di Calcutta, che però aveva evidentemente anche una vocazione a diventare un personaggio pubblico, Annalena è il contrario. Annalena dice di lei, Maria Teresa Battistini, Annalena Tonelli è vissuta nel nascondimento, proprio questo è scritto tra virgolette. Non voleva che si parlasse di lei, non rilasciava interviste, non andava in televisione perché lei aveva troppo da fare per le cose di cui si stava occupando, non voleva essere visibile. Accetta solo una volta un premio, e lo vedi nella foto, che è il premio Nansen, e il premio Nansen lo accetta perché questo gli permette di accendere come si chiama, un faro sulla Somalia, che è il paese dove lei ha operato per la gran parte della sua vita. Lei in realtà, lei nasce nel 1943 a Forlì, comincia a fare del volontariato con poveri e emarginati, perché lei era proprio, viveva per gli altri, no? E per gli altri intesi gli ultimi, non gli altri intesi come le persone, gli amici o i parenti. Certo. E lei diceva, non voglio essere un maestro, io non desidero altro che creare qualcosa che cresce, essere gettata nelle fondamenta di qualcosa che cresce. Quando ha 26 anni parte per il Kenya, un paese a nord del Kenya che si chiamava Ir, penso che si pronunci così, dove vivevano somali affetti dalla tubercolosi. Lei cosa fa? Comincia a studiare un protocollo di cura per la tubercolosi, che poi verrà adottato a livello internazionale proprio dall'Organismo Mondiale della Sanità, perché diffonderà in tutti i paesi del terzo mondo il protocollo di cura della tubercolosi fatto da Annalena, che si mette a studiare, va in Spagna, va in Inghilterra per fare questo protocollo di cura, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità poi lo adotta a livello internazionale. A un certo punto siamo sempre in Kenya, l'esercito keniota nell'84 massacra un'intera popolazione che si chiamavano i Degodia, e lei viene espulsa. È un eccidio, migliaia di morti. Lei riesce a scampare a questo eccidio, ma viene espulsa. Prima però di essere espulsa riesce a fermare le uccisioni, perché le denuncia, cioè lei non le fa passare sotto silenzio. Sì. Subisce 2 agguati, si salva, però denuncia questo massacro, si può andarlo a vedere ovviamente su Facebook, è del 1984, fatto proprio dall'esercito del Kenya, e viene espulsa dal paese. Dopo qualche anno verrà riabilitata, ma lei si rifiuta di tornare in Kenya, evidentemente la poveretta era traumatizzata, torna in Italia per un breve periodo, ma poi decide di andare in Somalia. Somalia devastata all'epoca dalla guerra civile. Va a Mogadiscio le strade sono piene di cadaveri, lei a dorso d'asino li prende e li porta e li seppellisce, perché le hanno rubato la macchina e lei voleva spostare i cadaveri dalle strade e dargli sepoltura. Ovviamente sarà stata aiutata, presumo, da persone come lei, e a dorso d'asino porta i cadaveri e seppellisce i cadaveri e porta cibo e medicine all'ospedale. Viene sequestrata, viene picchiata, viene, come si dice, gliene fanno di tutti i colori, perché è una nemica. A un certo punto si trasferisce in un altro paese, in un'altra zona della Somalia che è Merka, questo nel 92, e li fa riaprire il porto, che era chiuso da più di 20 anni, e lo fa riaprire per far arrivare gli aiuti umanitari. Che cosa succede? Succedeva che il porto era stato chiuso perché gli aiuti umanitari venivano incamerati dai potenti e i ricchi della Somalia, e quindi non arrivavano al porto, arrivavano per altre vie e venivano venduti al mercato nero.
Allora lei invece si batte per riaprire il porto in maniera che questi aiuti arrivano e vengano distribuiti alla popolazione. Questo tutta una donnina, la vedi com'è fatta? La vedi com'è magra? Lei diceva diceva delle cose molto estreme. Lei per esempio diceva: non è possibile amare i poveri senza desiderare di essere come loro. Quindi lei proprio si immedesimava, era come loro, anche se lei invece era una ragazza di Forlì, di buona famiglia, ma lei voleva essere come i poveri. Alla fine nel 96 arriva nel Somaliland, un posto che si chiama Borama, e lì riesce a far costruire un ospedale con 300 posti letto per malati di tubercolosi, per bambini ciechi e sordi e disabili, 300 posti letti, e inizia un programma contro le mutilazioni femminili. Questo tutto lei con le sue forze, e non solo contro le mutilazioni, ma anche per la prevenzione dell'HIV. E a questo punto le danno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite la chiama e le dà questo premio Nansen per l'assistenza ai profughi. Stiamo parlando di una persona che ha fatto delle cose che, vedendo cosa succede oggi, c'è veramente da dire, no? Era un'altra pasta di persona, era qualcosa di molto diverso da quello che vediamo oggi. Lo accetta questo premio proprio perché dice: così tutti si accorgeranno della Somalia, che era completamente abbandonata a se stessa, nessuno se ne curava, cosa che secondo me sta durando ancora adesso. Senti mai parlare di Somalia? No. Ecco. E va bene, un medico che la incontrò disse che lei era elegante come un airone e forte come l'acciaio. Finalmente, inteso alla francese, sai che in Francia finalement vuol dire alla fine, non vuol dire, ecco, finalmente, come dire, una buona cosa. Finalement viene trucidata e assassinata il 5 ottobre 2003 proprio nel suo ospedale da un comando islamico che si chiamava Al-Ittihad al-Islamiyya. Questo comando la massacra, se non ricordo male, a colpi di arma da fuoco, proprio nel suo ospedale. E lei si fa bruciare perché lei dice che voleva essere dissolta nel fuoco e dispersa nel vento e nella sabbia, perché niente doveva rimanere di lei, perché lei di sé diceva: io sono nessuno. E questo ci riporta a tutta una serie di considerazioni su chi l'ha detto prima di lei, no? E questa sua amica però, la Battistini, ha voluto scrivere questa biografia, e poi anche la nipote, perché è un personaggio talmente importante che non si poteva dimenticare. E quindi io sono stata poi sveglia tutta la notte a ripensare a Annalena Tonelli, perché mi aveva molto colpito questa qui. Tra l'altro lei si richiamava a Antoine de Saint-Exupéry, che diceva: voglio essere giardiniere di uomini. Lei voleva essere giardiniera degli uomini. Saint-Exupéry lo scrive in Terre des Hommes, che è un libro bellissimo, non so se l'hai letto, perché di Saint-Exupéry tutti conoscono Il Piccolo Principe, Il Piccolo Principe, che vabbè è quello che è quella favoletta bella, carina che conosciamo. Poi conoscono Vol de nuit, volo di notte. Io li dico in francese perché li ho letti in francese. Vol de nuit, volo di notte, che è la storia di un incidente aereo da cui lui poi si salva, si salva per forza, perché sennò non può scrivere il libro, ma poi scrive Terre des Hommes, e tant'è che c'è anche un'associazione umanitaria che si chiama Terre des Hommes, almeno c'era qualche anno fa, non so se c'è ancora. E quindi lei andava dove c'era malattia, dove c'era abuso, dove c'era morte, capito? Lei si è occupata dei bambini sordi, ciechi e disabili, delle donne mutilate, insomma, era una persona che la sua vita l'ha donata agli altri, ecco, e ha detto: i poveri mi hanno portata a Dio e ho scoperto che Dio e i poveri diventavano la ragione della mia esistenza. Mi sembra di non dover aggiungere altro, no? Perché pare anche a me, anche perché siamo a 3 minuti dalla fine, Carla. Ecco. E mi fa piacere se qualcuno che non la conosceva adesso conosce Annalena Tonelli. Certo, e fa piacere anche a me.
Carla, io ti voglio dire grazie come sempre del tuo tempo e della tua dolcezza, perché è importante raccontare queste storie in un mondo così contorto. Tutto questo porta speranza e ne abbiamo bisogno, quindi grazie. Ma soprattutto, Nino, in un mondo in cui la gente dice di fare le cose per gli altri, non parliamo delle recenti crociere che abbiamo visto, ma dicono di fare le cose per gli altri, invece le fanno per se stesse. Questa è la differenza. Infatti. E non ho altro da aggiungere. Grazie. Pure, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.